Buongiorno, sono Michela e sono un'ostetrica da 27 anni. Lavoro attualmente presso il distretto sanitario dell'ULSS di Padova. In questo video vi parlerò di come favorire l'allattamento al seno. Allattare al seno è una competenza che hanno tutte le mamme. Ci sono però delle pratiche che possono favorire l'attaccamento del bambino al seno e la produzione di latte. Quali sono i consigli dell'ostetrica per un allattamento corretto? Possiamo fare tantissimo al momento della nascita o dal momento della nascita. Come? È importante lo skin to skin, ovvero pelle a pelle, già entro le prime 2 ore dalla nascita. Perché? Perché il bambino in questo momento è molto attivo, è particolarmente attivo durante queste ore e per lui è più semplice trovare, attaccarsi al seno e stimolare quindi la produzione di latte. Importantissimo è anche il rooming. Cosa significa? Che il bambino sta con voi dalla mattina e tutta la notte, proprio per far sì che riesca ad attaccarsi al seno quando ha necessità, quindi a richiesta. Il seno comincerà poi a produrre la giusta quantità di latte alla richiesta del bambino. Per questo è fondamentale che già dalle prime ore e nei primi giorni il bambino resti con voi e sia libero di cercarvi e di attaccarsi al seno. Una delle domande che spesso le mamme mi pongono è se nei primi giorni non ho latte. Questa è una paura comprensibile, anche se in realtà noi produciamo il colostro, che è una sostanza che viene prodotta appunto nei primi giorni, una sostanza densa, prodotta in piccole quantità, ma molto ricca di proteine e di sostanze nutritive e anche di anticorpi. È fondamentale per attivare l'apparato gastrointestinale del bambino e soprattutto della giusta quantità, come vi dicevo. Ricordiamo che il neonato, appena nato, ha lo stomaco grande come una ciliegia, quindi non c'è bisogno di grandissime quantità. Il colostro poi è il primo alimento del tuo bambino, successivamente avremo il latte di transizione che rappresenta il ponte per il latte maturo, che è un alimento a lungo termine. Infine, concludendo, è importante avere il giusto apporto, supporto all'interno della famiglia, con il partner, con le conoscenze che ci siamo formati durante la gravidanza, costruiti, ma anche che abbiamo. E soprattutto è importante individuare delle figure professionali di riferimento, come ad esempio un'ostetrica e anche delle consulenti. Vi ringrazio per l'attenzione.